Allora, nome. Marco Zamponi. Matteo Vicentini. Lorenzo Bellini. Tommaso Giuliato. Michele Pesamento. Da quale sede venite? Vicenza. 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 E l'Erasmus dove vi ha visti? Granducato di Lussemburgo. Francia. Lussemburgo. Francia. Bratislava. Da 1 a 10 dai il tuo giudizio su questa esperienza Erasmus Plus. 10. 8. 10. 9. 9. E adesso ditemi perché. L'esperienza a livello professionale, il gruppo che si è creato sin da subito con i colleghi e poi tutto lo stato che comunque è molto potente. Dopo un freddo avvio ho scoperto veramente il piacere di vivere all'estero e collaborare con un'azienda molto strutturata come la Jobs Max. Da subito l'accoglienza e l'organizzazione di quello stato in generale. All'inizio è stato un po' difficile, però dopo si è dato subito alle stelle. Esperienza sicuramente bellissima. È stato fatica anche tornare a casa. E con la lingua? Ma all'inizio un po' il francese è difficile, poi qualche parola in francese e inglese, tutto bene. I francesi non parlano inglese, quindi o impari in fretta o sei tagliato fuori. Col francese è stato un po' problematico, ma con l'inglese ce li siamo cavati. I francesi sanno poco inglese. Parlo più inglese perché quello slovacco non c'è stata storia. Bene. E da grande cosa farai? Indeciso se rimanere o andare e vorrei, diciamo, riuscire a sviluppare il più possibile la carriera lavorativa. Progettista elettronico. Già tutto chiaro. Voglio rimanere nel campo meccatronico, ma sono ancora indeciso Dove? dove. Come? Vorrei assumere il ruolo di responsabile in un'azienda che sviluppa sistemi meccatronici. Vedremo graduarsi, però sicuramente in campo meccatronico come figura da responsabile.